sono venuta subito appena è stato possibile dopo la vostra sollecitazione. Queste le parole di esordio del ministro della Giustizia Marta Cartabia nell'incontro nell'aula di assise del Tribunale a Rialto dopo il sopralluogo lungo il cantiere della nuova cittadella della giustizia in Piazzale Roma a Venezia, città dalla straordinaria bellezza nonostante i riconosciuti disagi che può comportare per la città della giustizia, così nel corso del suo intervento. Seduce la straordinaria unicità di questa città, ma perché sappiamo bene che sul piano della giustizia tutto questo, tutta questa bellezza si traduce in difficoltà aggiuntive. Nei miei occhi delle istantanee che porterò a Roma, ha poi aggiunto. Nel breve tragitto che abbiamo fatto insieme, il Presidente della Corte d'Appello mi ha consegnato un'immagine che mi porto a casa, la porterò al Ministero, perché l'immagine del motoscafo pieno di fascicoli, stracarico di fascicoli, le difficoltà di approdo, la difficoltà di trovare persino il personale adeguato che svolga questa funzione basilare, essenziale, ma fondamentale come il motoscafista, diciamo che non sarebbe emersa ai miei occhi in modo così vivido nella sua importanza se non con una visita di persona. Sul tavolo anche l'attualissima riforma della giustizia con le risorse finanziarie garantite dal governo per sgravare il lavoro dei giudici e accelerare i procedimenti. L'ufficio del processo è l'aspetto a cui più tengo, è il mattone della cittadella delle riforme a cui stiamo lavorando, a quella in cui mi riconosco maggiormente. Così il ministro, per il quale si tratta del tassello che mancava per cominciare a svoltare. C'è l'immagine ora di una giustizia in cui il giudice non è più da solo, ma è supportato da una squadra di assistenti. È un cambio di paradigma, ha poi aggiunto, che viene da sperimentazioni fatte in altri settori e anche all'estero. La giustizia necessita imperiosamente di un cambio di passo